Bach è uno dei compositori più geniali di tutti i tempi. Nasce ad Eisenach, in Germania, nel 1685, la stessa città in cui Lutero, 150 anni prima, aveva iniziato la traduzione della Bibbia in tedesco. La sua fede luterana è alla base della sua musica. Bach scriverà nel corso della sua vita principalmente musica religiosa. Le sue cantate e i suoi corali sono stati composti per inserirsi all'interno dei culti domenicali ed hanno sempre come base un testo biblico, normalmente il testo che quel giorno il pastore commentava dal pulpito. Per Bach, la musica è innanzitutto uno strumento per comunicare la parola di Dio. Tutte le partiture più importanti recano le iniziali DSG. A Dio soltanto sia la gloria. Bach era immerso nell'ortodossia protestante luterana e questo emerge con forza dalle sue musiche. Oggi la situazione è molto diversa e la religione non ha più l'importanza che aveva allora, anche se io credo il fatto che così poca gente vada in chiesa al giorno d'oggi non significa che tutti abbiano perso la fede. Una cosa però è certa, nessun compositore contemporaneo, per quanto ne sappia io, riesce a trasmettere alla sua musica una simile intensità di fede. Mi pare che questo sia un testo tratto dalla lettera dell'Apostolo Paolo ai Galati. In pezzi così si sente una forza che parla, che convince anche quelli che non odono la voce della fede. Si sente che c'è qualcosa che va al di là della semplice musica. È un fatto che l'interesse per la musica di Bach sta crescendo un po' ovunque. Certo, al di fuori del suo contesto originario, che era il culto della domenica, ma non credo che questo sia un limite. Anzi, credo che sia una grande opportunità, una possibilità di far giungere il messaggio evangelico là dove altrimenti non sarebbe ascoltato.
Se devo essere proprio sincero, una cosa che mi dà fastidio è l'applauso. L'applauso significa come avete suonato bene. Grazie, grazie, ma vuol dire che il pubblico non ha capito niente del messaggio, che ha solo ascoltato la musica. È bello il cantante, che bravo il direttore, ma non è questo che conta. Che vuol farci? Sono un calvinista. Per me, quello che conta è la forza spirituale di queste cantate. E vorrei che la gente ne sentisse il bisogno anche oggi.